abbiamo praticamente dominato tutta la partita. Sì, loro hanno fatto 1, 2, 3 tiri in porta forse, con una punizione abbiamo perso. Dobbiamo essere molto più incisivi davanti, dobbiamo giocare con un po' più di personalità. Adesso Ma Elio, secondo me queste partite sono già scritte, secondo me, perché dopo un filotto così, fare una partita così contro un Verona così, secondo me non so più cosa pensare. Comunque forza Udin sempre. Purtroppo oggi è andata così, non mi sarei mai aspettato. Comunque sempre forza udinese. Dobbiamo giocare un po' più Abbiamo spigliati. regalato 3 punti al Verona. Direi che ci sei meglio. Billo. Assolutamente sì. Noi eravamo salvi, abbiamo giocato con lo scatto. No, è la sua amorosa, non è la mia. Abbiamo giocato allo scatto e alla fine, giocando così sereni, il gol lo prendi. Siamo un po' delusi oggi, ci aspettavamo qualcosa di meglio, va? Dopo la partita con la Lazio. Molto delusa. Molto delusa, insomma, poi contro il Verona insomma, ci si aspettava una reazione dopo la bella prestazione contro la Lazio. Non puoi perdere 3 punti. Peccato. Me l'aspettavo perché siamo arrivati ai 40 punti per la salvezza, quindi era molto aspettato. E ovviamente ci si rimane male come sempre, però almeno si viene allo stadio a far festa con i tifosi in curva, questo è l'importante secondo me. è sempre un peccato perdere, però oggi non abbiamo fatto la nostra migliore partita, poche soluzioni. Mi dispiace molto per Sanchez, non l'ho visto molto male, mi dispiace tanto, ecco. Una partita molto chiusa, una partita con poche occasioni da una parte e dall'altra. La punizione purtroppo ci ha purgati, era l'unico modo per loro per poter segnare secondo me, perché neanche loro hanno creato molto meno di noi. E niente, guardiamo la prossima, adesso aspettiamo la pausa nazionale per poi andare a Milano e a Genova, speriamo di portare a casa 6 punti o meno 4. Con l'Inter non è facile, ma col Genoa speriamo, dai. Una prestazione mediocre, ma ci stava il pareggio. Comunque è sempre forza udinese perché noi vogliamo bene a questa strada. Un buon pubblico, un grande ricordo al nostro Pizzul, quello che è forse la cosa più bella della giornata, e il saluto a Bruno Pizzul. Lo 0-0 era più giusto e si è trovato questo gol, però peccato dai. La partita era 0-0 questa qua. Salve a tutti, alle Udin da Gigi Nardini. Dovevamo chiudere nel primo tempo, i ragazzi nel secondo tempo erano stanchi e poi Luca non ha avuto grande opportunità, il nostro grande Luca. Anche il nostro Sanchez, diciamo così, non ha avuto le sue azioni gol e così questa qua è una sconfitta che si spera che sia un riscatto per il futuro. Dai. Brutta partita oggi, giocato male, il Verona ha fatto il suo, sono venuti qua, si sono difesi e hanno segnato su una calcio da fermo, quello che volevano fare. Noi forse ci mancava Toven, basta. Male, regalata, giocato La fine stagione, guardi la fine stagione. da squadra salva a marzo. Boh, ho visto poco perché ero in prima fila, però... Eri in prima fila a fare cosa? A cantare ovviamente con gli Ultras. E hanno fatto gol su punizione, niente da fare. Secondo me si dovevano riprendere e non scoraggiarsi. Una partita è andata male, è nata male e proseguita peggio. Ma sei deluso? Beh, chiaro, con una sconfitta non si può essere contenti. Questo poteva essere il saltino di qualità. Poteva essere il saltino di qualità che purtroppo è mancato. Mancava Toven e questo l'Europa ma lontanissimo mi sa. Possesso gran parte della partita, loro punizione sublime. Meritavamo la vittoria. 1-0, palla al centro, peccato. Delusa? Sì, perché dopo una serie di buoni risultati purtroppo è arrivato il negativo. Era piuttosto meglio pareggiare 0-0 senza gol, però la squadra si vede ed è buona. Secondo me le prossime partite potremo fare meglio. Un po' avvilita perché... Solo un poco? Un po' tanto, non ci vuole... Cioè, sarebbe stato bello ancora vincere, no? Chiaramente, per continuare un po'. Per continuare, esatto. Vabbè, è andata così. Col Verona poi un po' rompe, no? Rode più che Rode. Abbiamo avuto più occasioni, però loro
primo tiro in porta ha fatto gol, è poco da fare. Una partita fiappa, molto fiappa, pochi tiri in porta, zero emozioni, ecco. Bellissimo il gol di Duda, ma purtroppo è stato per loro e non per noi. Ci rifaremo. La classica partita di 0-0, Velio. Classica partita incanalata verso quel risultato, poi sappiamo benissimo che il primo che segna vince, così è stato, ma io ero tranquillo anche sulla punizione perché ho detto caspita, da una distanza del genere può anche tirare in porta, che sicuramente il portiere ha il tempo di leggere la traiettoria, di muoversi prima, di fare il passo in parte, invece l'ha calciata talmente bene e forte a giro anche. Però noi oggi siamo mancati, totalmente mancati. Primo tempo zero. Zero, ma anche il secondo tempo abbiamo tirato un poco in porta, loro chiudevano bene tutti gli spazi. Chiaro che quando ti viene a mancare un giocatore dalle caratteristiche di Thauvin, che magari sai è sullo stretto, lì ti può saltare l'uomo, crearti la superiorità numerica, sono queste cose che magari sai ti fanno la differenza in partite di questo genere. Però dai, mettiamo in parte questa bruttissima prestazione e ripartiamo, cosa vuoi fare? Sì, la partita, peccato non è stata una gran partita, è vero che il Verona si chiudeva molto bene, però noi siamo mancati sul piano del gioco, forse Thauvin poteva darci quella qualità in più, che oggi non c'è stata, insomma. Deluso? Sì, un pochino, sì, perché si poteva mettere un po' di più grinta. Ho visto che l'Udinese ha giocato un po' con superficialità, diciamo, un po' fiappi, ecco, a differenza di un Verona che era più mordaceo, che non concedeva niente. Aveva anche altri problemi di classifica rispetto a noi. Sì, quello sicuramente, noi essendo già salvi, però col Verona in casa era giusto continuare a far punti. Era sempre un derby. Era sempre un derby, sì, esatto.